Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Matteo Ribon, il giovane segretario della CNA del Veneto, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, peraltro elegantissimo. Allora partiamo da qua perché poi dovremo parlare di coronavirus, partiamo dalle cose insomma, più leggere, perché voi siete stati alla Fashion Week. A fare cosa? Siamo stati a presentare una capsule collection che è realizzata attraverso uno stilista che si chiama Tiziano Guardini e assieme a tutta la filiera della moda che riunisce le varie organizzazioni sia dell'artigianato che dell'industria. È un progetto che abbiamo svolto assieme e questo è anche un'esperienza interessante perché abbiamo l'obiettivo di portarla qui a Venezia il mese prossimo a presentarla con una sfilata ed un lavoro di comunicazione che si svolgerà nel territorio. Questa è un'iniziativa unitaria. Approfitto per chiedere proprio questo, perché quando un giovane arriva ad un ruolo di rilievo e decisionale come essere segretario di una grande organizzazione d'impresa può anche portare delle visioni innovative diverse. C'è un processo unitario in atto nel mondo artigiano? Ci può essere? Confesso che è da tempo che lavoriamo assieme su tante cose, ma non è una cosa strana perché sia nelle relazioni istituzionali sia nell'ambito della bilateralità che abbiamo costruito assieme alle altre organizzazioni datoriali, ma anche assieme al mondo della rappresentanza dei lavoratori, ci sono molti progetti che abbiamo fatto assieme e credo che la differenza sostanziale sia partire dal merito. Cioè, se nel merito troviamo delle convergenze, delle visioni, poi c'è la possibilità di ragionare anche senza preclusioni, insomma, su altre opportunità o altre opzioni. È chiaro che ognuno ha la propria identità e anche un proprio stile, una propria storia che viene da lontano e credo che lavorando assieme le cose possano maturare positivamente. Ecco, quella è l'unica, e su questo come su altri progetti abbiamo già numerose esperienze positive e secondo me su questo è una differenza sostanziale che può esserci anche rispetto al passato. È una sorta di modello veneto questo? Voglio dire, l'esperienza delle piccole e medie imprese, la bilateralità che ha proprio nel Veneto, devo dire, delle eccellenze, sono un modello da esportare nel resto d'Italia? Possono esserlo? Io credo proprio di sì. Il modello veneto è caratterizzato da tanti elementi che si distinguono non solo per voler fare le cose in maniera diversa rispetto agli altri, ma anche proprio per la volontà di trovare delle forme, delle sinergie diverse. Allora, su questo noi abbiamo sempre detto che questa cosa non si deve limitare al Veneto, può essere tranquillamente ragionata ed esportata in altri contesti. Faccio l'esempio di questa mattina, i colleghi lombardi ci hanno chiesto il testo del protocollo che abbiamo stilato dell'accordo sullo smart working, che è stato stilato nell'ambito della realtà veneta come accordo, e questa cosa qui probabilmente interessa anche altri territori e potrebbe essere da spunto di esperienze da esportare. Traduciamo il termine smart working? Lavoro a distanza che può essere il telelavoro, ecco, che può essere realizzato dal lavoratore al di fuori delle mura del contesto del posto di lavoro, ma con le stesse modalità di concretezza e professionalità che possono essere svolte nella sede. Siamo qui anche per parlare di coronavirus, dicevo all'inizio, perché i primi riflessi di carattere economico hanno interessato sicuramente il settore turistico, insomma i flussi cinesi si sono bloccati, però adesso cominciano a vedersi anche riflessi sull'economia reale, l'economia concreta, perché mancano gli approvvigionamenti o comunque sono più difficili. Abbiamo visto che il primo risultato è stato appunto quello del turismo, tenendo conto che poi quando parliamo di turismo parliamo anche di filiera del turismo. Certo. Qui ci sono circa 14.000 aziende che lavorano nella filiera del turismo, artigiane, principalmente che hanno subito un rallentamento. Poi parliamo di tutto il comparto definito manifatturiero e qui parliamo di circa 32.000 aziende nel Veneto che per la maggior parte trasformano prodotto. Abbiamo una grande tradizione nel campo della manifattura meccanica, della costruzione degli impianti e tutto il mondo variegato della meccanica, nel campo del tessile abbigliamento e di altri settori che riguardano proprio l'approccio manifatturiero.
Qui con il blocco della produzione in Cina, per alcune materie prime, ma anche per tante componentistiche di natura elettronica, componenti che ormai non si realizzano più in Europa, si trova una difficoltà di approvvigionamento. Le scorte ci sono, ce le abbiamo fino ad aprile, dopodiché se qui non riparte la produzione è chiaro che qualche problema di realizzazione degli impianti e dell'attività ce l'abbiamo. Sì, anch'io ho l'impressione che non si sia valutato fino in fondo cosa significa il cordone sanitario attorno alla Cina, che è indispensabile, però insomma credo che abbia risvolti pesanti sia per loro che per il resto del mondo. Sì, sì, questo è evidente. Noi abbiamo capito da questa situazione che siamo sempre più collegati, interconnessi con la Cina. La Cina è un paese che ha una grande rilevanza nell'economia e nell'attività del nostro territorio e dobbiamo capire anche come nell'ambito di uno scacchiere internazionale eventualmente riorganizzarci per poter poi stare sul mercato. Alla fin fine noi abbiamo la necessità di lavorare con tutto il mondo. Se siamo dipendenti per buona parte da alcune cose dalla Cina, se la Cina non è più quella di prima o se subisce dei rallentamenti, è chiaro che ci dobbiamo trovare il modo di posizionarci. Questo è il modello che hanno sempre avuto le piccole imprese, che dobbiamo continuare ad avere. Coronavirus ha tante sfaccettature, sicuramente la prima è quella di carattere sanitario, quindi sanità, sicurezza per i lavoratori. Arriviamo a parlare anche dei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza, voi recentemente ve ne siete interessati? Allora, in realtà di sicurezza ce ne interessiamo da molto tempo e abbiamo creato anche qui dei sistemi bilaterali tipo il COBIS che fa un'attività di prevenzione e noi stessi come CNA attraverso le nostre strutture di servizi da tempo lavoriamo con modalità di formazione e di cultura della sicurezza anche utilizzando le nuove tecnologie. E che cosa è evidente? È evidente che la situazione relativa alle morti sul lavoro e le problematiche che nascono sono sempre, devono essere esposte in primo luogo sotto attenzione. Quindi qualunque azione deve avere come primo obiettivo quello di contenere eventuali incidenti. L'artigianato, avendo una tradizione di prevenzione e attenzione alla prevenzione, è chiaro che meglio di altri comparti è riuscita a contenere questi incidenti e anche a migliorare la situazione dei luoghi e posti di lavoro. Parliamo sicurezza anche relativamente all'uso delle sostanze tossiche, all'attenzione ai campi elettromagnetici, ma anche per parlare di un tema che adesso va anche di moda, anche quello relativo allo stress da lavoro correlato, sono elementi che rientrano sempre nel campo della sicurezza e della prevenzione. La sicurezza del lavoratore e dell'impresa è a 360 gradi e noi che abbiamo l'obiettivo di valutarla a 360 gradi e fare in modo che le aziende non la concepiscano solo come un costo, che lo è un impegno che è evidentemente, ma come un'opportunità per garantire poi un ambiente di lavoro confortevole nel quale c'è la possibilità di lavorare bene e di produrre dei risultati in maniera anche più soddisfacente alle esigenze dell'impresa. Quali sono gli obiettivi che CNA si pone per il 2020? Voi l'avete chiamata roadmap. Sì, allora se parliamo sempre nell'ambito della sicurezza, gli obiettivi in generale noi abbiamo fatto un'operazione di approvvigionamento e cultura rispetto alla figura del ruolo dell'imprenditore e di come questo ruolo dell'imprenditore vada a intervenire anche nell'attività di corpo intermedio come siamo noi. Abbiamo lanciato un progetto importante che si chiama Academy CNA Veneto, che ha l'obiettivo su 4 traiettorie welfare, sviluppo economico, turismo e artigianato 4.0, di sviluppare cultura, di capire quali strumenti sono stati messi in atto fino adesso dal nostro mondo e come possono essere migliorati e produrre anche una serie di posizioni che proporremo nel corso del prossimo dibattito elettorale che ci sarà qui a maggio con i candidati che verranno presentati per la corsa a governatore. Su questo ci stiamo già attrezzando, recuperando dati
e informazioni per avere delle valutazioni oggettive. Noi abbiamo sempre avuto questo approccio, continueremo ad averlo, cioè partiamo in una maniera molto oggettiva rispetto ai problemi e chiunque avrà soluzioni o atteggiamenti positivi su questo sarà al nostro fianco. C'è un problema emergente nell'economia veneta, una cosa che voi avete individuato magari anche per primi. Allora, il problema emergente più grosso, non l'abbiamo individuato solo noi, ma insomma rimane un elemento importante, è quello del ricambio generazionale all'interno delle maestranze. Questo è il problema che riguarda tutto il mondo dell'artigianato e anche altri comparti. Come facciamo ad affrontare questa questione? Allora, guardavo i dati dicono che il 50% degli studenti dell'anno scolastico 2019-2020 si iscrivono ai licei, 30% agli istituti tecnici e il restante 20% nelle scuole professionali. È evidente che la richiesta maggiore che abbiamo dal mercato è di personale tecnico, competenza tecnica e competenza professionali, perché il Veneto comunque ha questo tipo di approccio. Allora, dobbiamo cominciare a fare un po' di chiarezza, capire che c'è un percorso che può andare anche sotto una formazione di tipo sculturale, liceale, che poi a un certo punto, innescandosi con i processi universitari, ritorna nel mondo della piccola impresa. Però c'è una grande fetta che comunque deve trovare sbocco all'interno della piccola impresa, che viene dal professionale e dall'istituto tecnico. Per fare questo dobbiamo guardare la realtà e dire: i nostri figli possono ambire a ragionare su questi settori, certo, oppure ancora un concetto, c'è ancora un pregiudizio su questo? Siamo sicuri che le aziende artigiane, di cui abbiamo l'immagine a volte distorta, siano le stesse di 30 anni fa, di 40 anni fa? Forse qui lo sforzo va fatto da parte delle imprese di aprirsi e far vedere una nuova idea di azienda artigiana, che è un'idea evoluta, che guarda al futuro e che comunque ha una sostenibilità economica. Dall'altro dobbiamo anche pensare che il mondo dell'attività all'interno delle imprese artigiane, delle piccole imprese, non è per niente disdicevole, a volte anche più valorizzante rispetto ad altre realtà. Grazie. Teniamo presente anche che le professioni tecniche e professionali hanno anche maggiori possibilità di occupazione in questo momento nel tessuto imprenditoriale del nord-est. Grazie a Matteo Ribon, che ricorda essere il segretario della CNA, Confederazione Nazionale Artigianato del Veneto. Buon lavoro. Grazie. A domani, ci si vede.